Nonostante le segnalazioni avvenute ripetutamente da parte degli organi di stampa e anche dei cittadini al Consorzio Tre Sorgenti circa la notevole perdita di acqua che si sviluppa nella zona nei pressi di Aragona ed esattamente nelle contrade d'Angiò e Muxarello, che provoca una penuria d'acqua per chi si avvale di tale servizio, o come si vede dalle immagini fatte ieri domenica, una grossa falda acquifera si perde per i terreni e come evidenziato anche dal passaggio delle auto nella strada provinciale 21, osservando l'ampio schizzo emanato. Il guasto è stato già segnalato da una decina di giorni da chi abita nelle vicinanze e chi vi passa anche con le macchine, ma nulla è stato fatto. La voragine creata dalla perdita dell'acqua è sempre più profonda, scavando un solco sempre più grande. Parliamo ovviamente della strada che porta da Agrigento a Palermo. A subirne maggiormente le conseguenze sono i comuni limitrofi ad Aragona, Grotte, Racalmuto, Naro, Ravanusa, Campobello di Licata, serviti tutti dal Consorzio Tre Sorgenti e da quella conduttura. Ma anche più avanti, dietro segnalazione di un altro cittadino, abbiamo notato che nell'acquedotto che trasporta l'acqua fuoriesce un fortissimo schizzo proprio vicino dove passa la ferrovia, nei pressi del binario che porta a Palermo, come si vede appunto dalle immagini. Anche in quella zona nulla è stato fatto e il prezioso liquido si perde per le campagne inutilmente. La perdita di acqua porta ovviamente alla mancanza del prezioso liquido negli altri comuni, come è stato ampiamente segnalato anche dal sindaco di Naro, onorevole Maria Grazia Brandara, il cui servizio dipende proprio dal Consorzio Tre Sorgenti. Il primo cittadino di Naro, onorevole Brandara prima, e successivamente anche quello di Racalmuto, Maniglia, hanno infatti scritto una formale protesta indirizzata ai commissari prefettizi che si occupano della gestione del servizio idrico, chiedendo anche l'intervento del prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa. In particolare i primi cittadini segnalano come in un momento di pandemia dovuto al Covid-19 si rischia di mettere a rischio la salute. Ci sono le famiglie che a casa hanno bambini e anziani che non riescono neanche a lavarsi le mani, con proteste energiche da parte appunto di loro stessi, che possono anche mettere a rischio l'ordine pubblico. I sindaci affermano nella loro missiva che tale perdurare della situazione saranno costretti ad adire alle vie legali, palesando anche il reato di interruzione di pubblico servizio al fine di tutelare gli interessi delle comunità locali.